Auspician Ale Pareila Fare, Riboiro SRL, El Seibo Librería y Juguetería, Organización 25 de Mayo, Cooperativa Agrícola Ganadera y de Consumo Freire Limitada, Comuna de Colonia Anita, Comuna de Colonia Iturraspe. Acompañan esta transmisión Canal 6 Cooperativo Freire, FM 100.1 de Freire, Radio Impacto FM 98.7 de Porteña, Radio Colonia de Colonia Marina, Canal Cooperativo de Alicia. Ciao ciao, come state tutti? Benvenuti alle Pareila Fare, la programmazione della famiglia piemontesa Adolfo Barale Gambalunga, Ciudad Freire, Córdoba, en Argentina, en que con la programazione 160. Come te stai, Pauli? Come va? Come sta tutta la nostra cara udienza? Torna un'altra volta qui che insomma si abbatte il tacun. Proprio parai, La fare le sempre ni a ciacciare qualcosa in piemontese. Le parai la fare. Sempre in piazza ciacciare la lingua del nostro nonno che tan ben a fare. Bene. Paoli, prima da attaccare, da ringraziare come sempre a tutta la gente che Caldin che piace la nostra programmazione e anche che condivido, anche los que comparten también nuestra programación, que para nosotros es muy importante que lleguemos a todas partes donde haya un piemontese, Paulín. E che è importante per noi, alle cose importanti per la gente che piace ascoltare parlare in piemontese. Sempre dico che, come si dice, qui è che l'argomento che una tocca è lo che una ciacciara in piemontese. La gente dice siempre por ahí, cuando nos encuentran por ahí, dice, hacemos todo, pero nos gusta el programa, así que los escuchamos. Así que bueno, agradecerles a todos, agradecer a los que comparten, a los que ponen me gusta, a los que siempre nos hacen un comentario por ahí aclarando de cosas por ahí que no sabemos. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. En che il numero ciacciare un po' da una baccetta dalla campagna, quasi sempre, di nuovo per lei. Anche c'è come verso il giù, verso il giù, proprio per lei. Así que bueno, hoy vamos a hablar de una baccetta, de una del campo, que por ahí muchos las querían y otros no las querían tanto, un poquito media odiada porque eran un poquito revoltosas y barullosas, como quien dice. Come te, Paulín, al 100% Cadrello arriba mai. Anche il bestia, Neanche il bestia. No, neanche para el Paulín. Para el que hoy vamos a hablar de las gallinas de Guinea, los chafrés, los faraón, propiamente, como le decían una vez los buenos, los abuelos decían, y faraón, Le faraone, i faraoni negra cotanti che dicevo, ciafrè, fanno tanti piemontesi diciamo coparei i ciafrè. Direi che ha la lunga storia cosa. Una lunga storia. Per noi in Castiglia sono las gallinetas, gallinas de Guinea, come las dici. Di che siamo gallinas de Guinea, tan sia piemontesi come sia che siamo, perché da lì avem proprio il nome, quando all'anno originale, la regione Guinea. Da lì alla sortì proprio. A dire che sono originarie d'Africa, in questa regione sì. E più o meno disca alena beccetta nave che la stata domesticata 5.000 anni andare. 5.000 años atrás fue domesticada la gallineta, E da Africa all'America arrivante il secolo XIV. Con Colón, los colonizadores, seguramente, Più o meno. Llegó ahí seguramente con esos viajes, como tantas cosas. Dice que la gente, tutto lo que era Egipto, los egipcios, era tanto importante, y faraón, y para per sua carne e per eu. Era muy importante en Egipto para los faraones por su carne y los huevos. Dice que era considerada que el calabía que investette sí
una forma da tenere di rispetto, un status di ricchezza, Allora la vive la gente, gente importante la vive il faraone, proprio per è tan facile, la vive il faraone e dal nome vengo faraone da lì. il nome di faraone, che lei mal chiamato faraone, dice che perché il faraone, lo faraone, alla via che invece sì, che virava un tel giardino e tutti chi mira i palazzi che la via lì, e dice che su sì hai da sia un po' di status, hai da sia proprio un'altezza di bisogno parlare, una cosa. Insomma che bella bestia è una bella bestia, bella. La faraona, la gallina di Guinea, arriva a misurare sempre più o meno, sempre più o meno, è lunghezza più o meno 50 centimetri. Así que 50 centímetros de alto, más o menos. È un bel bec, un lungo picco, un bel bec, un po' abbastanza lungo, sulla testa ha una piume, senza piume, La cabeza sin pluma, con una cresta nella parte alta della testa. Una cresta che è una sola, ma che è come se fosse un caparuccio. Sì, come se fosse una cosa, una durezza, una durezza, Aprime il galca là, con i denti, no, sulla mano. sola. Sulle piume sono grigie o nere con macchie bianche, con manchas blanche. Grigia o negra con manchas blancas. Sì. Alle pas tan facile distingue tra il maschio e la femela, tra il maschio e la femmina, pas tan facile. Sale pas perché ti fai una osservazione del suo comportamento e ti rendi pas conto. Sono bestie che si smigliano tanto, hanno pas differenza. Así que no tienen casi diferencia entre el macho y la hembra. No. Tenés que escucharlas cuando pegan el grito, como quien dice. Il comportamento avanti, sa già che il maschio è le pas stesse che una femmina, De 7 a 8 años es el tiempo de vida, no es muchos años. No. Più o meno come una gallina se feisa. Son tanto importante, ve siente la campagna la durau la gente, perché la durau per fer vigilancia, para hacer vigilancia, perché sono bestette che l'hanno, diciamo per lo scutè, l'hanno buona uria, e per lo scutè abbastanza distanza, e lì ai tacca a bugie fanno il bordello, diciamo che sono una allarma naturale. Sarebbe come le telecamere e gli allarmi anche in disco, più o meno, Una cosa come le telecamere. La faraona ha le navi che difendono tanto suo territorio, e ben ammessa, ben ammessa con i suoi compagni, chi la difende con i suoi compagni, sul compagnero, come diciamo noi, compagnero, come diciamo i piemontesi, sì. E l'aspetto che là es disparei, l'aspetto, la figura che si smia alla di un Tony, un payaso enrabiado chuc. Así que ti salí, cariño. Así que la cara así de la faraona dice que se compara con un payaso enojado, triste, pero borracho. Sì, Tony e Tony, perché adesso una volta i nove Buone. Una volta che bellezia era anche ai disegni Tony Firulette. Tony Firulette. ¿Sabes dónde va a ver el nombre? Porque a veces para ahí como lo que noi diciamo il jardinero, lui si chiama il Tony in piemontese. E da lì viene il nome. Tra un chilo e mese e 2 chilo enti femmine, la hembra. E da 1,8 a 2 kg e 300 i maschi. Y más. Es negado es poco e niente. Niente. Entonces la perché una le negra, Però sì. Ma alle navi è una bestia che ha una grossa capacità per cure, per volere. Vuol che il momentino e la sposa. è come da fare di nuovo parlare dai faisani, tutta quella roba lì, guardati, una cosa che tante cose che per lì a uno fa, Sempre un lesant e un imprento. cioè, a disca mangio d'ogni sorta.
lo che ti dà. Lo che ti dà e dopo lo che spituco lì, diciamo, la curta, la campagna, fuori, así que comen de todo un poco. Da tutto che è desmens, todo lo que es semilla, comen de todo. Anche frute, hay manjo con frute, así que las moras, todo lo que cae de la planta, digamos así, a manjo, todo eso. Es importante. A manjo con limace, caracoles también. Anche di insetti, las larvas de los insectos, Pablito, las larvas de los insectos también. Así que Lena, una bastante diciamo parai, la sua alimentazione è abbastanza variata, diciamo parai, per mangiare, lei è quasi come una gallina, perché guarda che la gallina mangia. Adesso che lei è una bastetta che è tanto importante in le ca, perché a mangiu tutto che è, acá le decimos las garrapatas, Pablito, Sì. Cosa dice la garrapata in piemontese? Devo cercare abbastanza, perché l'avevo mai ascoltato di lì. La garrapata in piemontese, secondo te che va in Piemonte alla Sodoma. Perché il Piemonte è come le sia, Perché sería la secca. La secca. Esto es que en italiano, con la E un po' più corta, secca. Dopo ne è che dice pacca. E ne è tanti che dice minglina, sai, una sola o mingline, in plurale, sai, ne è vero. Allora che la mal diciamo parlare la secca. La garrapata, la secca. Así que es la faraúna, la gallineta y faraún son controladores de la plaga de la garrapata, así que es muy importante. Cara abajo, que ubica la carudo, los papa merda, dice una volta i vein, Perché perché i nomi dice papa merda, Caleco tanto importante, sai una vipra. Aquí bien una vipra o serpente, le due cose a pelo durese? proprio tutte e due cose, perché vipra all'erbivora e serpente per serpente. Per serpiente, farai che Sarebbe come un testega. Niente. i vipre, farai che affamian de via tutto che è i vipre e i serpenti, Así que es muy importante. Por ahí a veces nosotros no le damos tanta importancia a la faraúna, a la gallineta, como le decimos acá, pero es muy importante porque, bueno, primero controlan todo lo que es los insectos, la garrapata, que es una plaga que por ahí las tuviste que perlì quan la hacen cañat, qualcosa, en Tlacut, a Sant Pinís. Che diso, che su mancamino a parlare del faraone, ma baco ai nei papine galline nel faraone in campagna e di cat campagna la garrapata la secca l'encaminca ai nei una volta qui. Una volta I cani della campagna erano più sporchi i cani del paese. Es muy importante por ahí entonces la faraúna para el control de plagas, más que todo de garrapatas, y bueno, escarabajos, hormigas, todo eso, y porque ahuyentan las lombrices, Arda ti che una cosa che hai fa frente ai vipre, tan facile, Tan facile. No, Eppure hai su perde, hai su. visto che sono io un po' piccino, parlando sempre e fanno la comparazione, il paragone con i uova di galline, ma più gustoso, un più sapore. E sua carne è proprio considerata una delizia gourmet. Alla bassa in colesterolo, come diciamo assim in Argentina, e alta in proteine, ben alta in proteine. E stupesse sì, hai fatto manca sempre bella vedere fresca e pulita, come un po' raviolerse, para como se dice en piemontés, para revolcarse, para raviolerse entre la pobre. Así que se tienen que tomar, hay que tenerlas en un lugar como así que tenga la tierra removida como para que ellas se puedan dar un baño de tierra movida. Adis que son galline que bastante sí faraón, son galline que son tanto secrete, Pauli. Son aves muy secretas. Dice que alepa tan fácil true andua van buteleu. Así que normalmente se las una baraca de gallina, digamos así que vos tenés el gallinero,
è un proprio forzato te e lì hai detto lì, se no loro scappo via e due cerco i piante, i due l'erba un po' più alta lì, a sdrisso lì e abito tutti io belle lì. Perché cada una ha la sua niu. A fan è un niu diciamo parei comunitario. Ah, tutti avevamo buttato lì. Quando all'han cercato un bel posto che è difficile trovare, loro cosa fanno? Tutti avevano buttato lì. Disca più o meno butto tra 6 e 15 euro L'insieme a Baruna, il mio, voilà. Tutto sì aveva dal tempo diciamo parei da buttare, un tempo di postura, che va più o meno da 8 a 10 mesi all'anno. Así que el tiempo de postura son más o menos entre 8 y 10 meses al año. E una differenza che la per con una gallina normale, diciamo parei, aveva caduta cada 2 giorni. Ah, Tutti i giorni butto Deo. avete un po' meno. Un po' meno. Perché l'esio che dice che se tutti là sarebbe una baracca per tutti i funghi il nido del posto, l'urete sapeva il debito intero e piace il debito Più il campo è un po' che taglia la baracca perché sarà dice che l'urete sapeva il debito lì. Alena fai più o meno come el faisán. El faisán también es un ave que es bastante parecida a la postura de la gallineta del faraón, digamos, que también es arisco para poner huevos en, digamos así, en el nido. Le gusta poner los esparramados y todas esas cosas. Si lo tenés cerrado, por supuesto. Sì. Discatato a Buttedeu più o meno tra i 6 e gli 8 mesi da età. Ah, biglio in nota. Sì. E se quanto a culo, per casciolo i faraonotti, i polastrinci, hai va più o meno 26-28 di. Tra 26 e 28 di mese. All'anno un po' più tempo per sciole che la gallina. Así que sí, unos días más que la gallina normal, Así que de incubación del huevo de la faraona entre 26 y 28 días. Unos días más, poquito nomás. Sí, no, eso. Sì. Has visto che la faraona aveva nave monogama. Ma come sería? Escucha bien, que cuanta sean su acubia, cuando elige su pareja, están per la vita cunchiare. A ti. Lo che vuol dire che per ogni gallina, per minca gallina o faraona che hay, Como decimos acá, mal dicho, deve avere un match, Hay más. perché sono cubie per tutta la vita. Así que son monógamas, Son como la palomita de la Virgen, la paloma la chiquitita, que se dice que cuando eligen su pareja es para toda la vida. Bueno, el faraón más o menos una cosa así. Y cuando ves te las tenés cerradas, cuando que ti la sarai o la hacen campaña, diciamo parai, fuera, per cada femmina alla tengen match. Sì. Ora quando sta vivo, sai cosa fanno? Devo cercare un'auta o stanno lì su? A belle minimo parlo. Sono il tempo in musica, Tagliamo a bella ciacciarani, faraone, uno che tempo in musica e torniamo da subito. Dai, Mac. Ho preso la chitarra e suono per te. Il tempo di imparare non lo è, non so suonare, ma suono per te. La senti questa voce? Chi canta il mio cuore? Amore, 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 è quello che so dire, ma tu mi capirai. I prati sono in fiore, profumi anche tu. Ho voglia di morire, non posso più cantare,
si è schiarita, il cuore innamorato sempre più. La senti questa voce? Chi canta il mio cuore? Amore, 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 è quello che so dire, ma tu mi capirai. I prati sono in fiore. La prima cosa bella che ho avuto dalla vita è il tuo sorriso giovane, sei tu. Tra gli alberi una stella, la notte si è schiarita, il cuore innamorato sempre più. La senti questa voce? Chi canta il mio cuore? Amore, 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 è quello che so dire, ma tu mi capirai, ma tu mi capirai. Insomma, torna Sid Volta dopo la prima cosa bella, che sono poi Faraon, che la faccia sa mio bisogna parlare di cose come Tony, ven sempre bien escuchando. Así que para todos nuestros amigos que les gusta un poquito de música, les vamos agregando un poquito de música. Insomma, Camilo, ci saremo un po' nella programmazione dalle Parai da fare dai Chafra, dei Faraon, las gallinas de Guinea, che sono sempre abbastanza speciali, diciamo, Parai, Paulin, Cioè, a disca ai patán en del dreme en ti baracche de galline, adentro de, digamos así, de lo que son los gallineros, no le gusta tanto que hay pias da mar en del dreme o derme sui piante, Paulin. Un selpiante. Selpiante. Un selpiante. Tu lo che è, a differenza dalle galline, anche le galline normali, hai risponde. No, sì, le galline in campagna se tu se sali libero monto sui piani. Ma come il Faraone. Avanti auto. Avanti più out. Disca in rinta da tutto che è il Faraone, hanno varie rase, varie classi, diciamo así, di Faraone. Così varia un po' dal colore delle piume, diciamo, diciamo, lo que pesan de grandes, hay faraonas que son más grandes, hay más chicas, hay una gran variedad de faraonas dentro de la familia, diciamo. Sì, varie razze. Beh, sì, la più conosciuta è la clalica disca sulla testa il casco. Il casco, la cresta lì che nominavo in principio. La disca più normale, beh, sì, l'America. Sarebbe la razza, la varietà che più adattasse. Allora non messo. Diciamo, para il re, pare che andiamo a pagare 1.000 euro perché andiamo a strabiche vamos di qualquier cosa. Pero esa es la más normal de América y América del Sur más especialmente, Pablito. Il dischi del faraone o gallinas de Guinea hanno la greia un po' più spessa che le galline e contengono 3 volte più proteine e vitamine e minerali. Asarcumando tal per la gente, per la dieta, que son veganos y vegetarianos. Así que tienen más proteínas y minerales que el huevo común y son muy recomendados para la dieta de veganos y vegetarianos. Attenti serie su. Bravo, Per nostri amici che mangiano d'erba e cose parate, tanto. Sería por juntar dieta Para la dieta de los proteína canal. Para la dieta de los veganos y vegetarianos, muy importante el huevo de la gallina de Guinea. Non sapevo un po'. No, mignanca. Sapevo, l'avevo ascoltato una volta che commentava che ero sarcà per la gente
calà lo che noi in Argentina diciamo confiteria, pasticceria, pasticceria in piemontese. Che io tanto importante per lei l'avevo mai sentito. Mai sentito. Mai sentito. Poi l'Italia ha spinus a come diciamo per Faraò e da fare di io. Ai due per mangiare, ma per diciamo per fare despattos o qual è la fare laggiù? Sono importante. Immaginati. Che l'Italia produce 1000 tonnellate di oro per anno. La maggioranza la produce va al mercato da loro, il mercato antico. A sdoro frittate, due o tre cose con nominare. La torta pasqualina, che è una torta pasqua. Dopo di che Luca ne fa un po' troppo del vote, lo vendo co. Devo al mangiare, il Faraò A mangiare. dice che mi piace, La bontà. Prima de ataque, con un po' di panancén, capulá, con un poquito de perejil, capulá, con un po' de Alle buone. ale bun, proprio para así que bueno, se usa en el consumo interno en Italia, 1000 toneladas de huevo producen por año, Alle papò. E per decir in Argentina, di come parlare, hai un registro più o meno da produzione d'euro, no? Nazionale. Io sto pensando che io consumo sempre. Alle bassa. Diciamo che la produzione della pampa dei campagne. Di campagne. Antica. Alle una produzione antigranche, come diciamo noi in allevamenti, e tante bestie, però in poca quantità. Poca. Però il consumo da sì, il consumo locale. Sì. Per lo che in Aipan calcul, si stima gaire produce. No, así que no se puede hacer un cálculo, digamos así, de la producción en Argentina, porque lo que se produce, digamos así, es en menor escala, a poca cantidad, y es nomás para el consumo y la reproducción, digamos así, Diciamo che è una produzione da cá. de la casa. Sì, nomás, diciamo che è. Dopo dice che in Aieco, lo che noi ve le si diciamo granjas, che sono gli allevamenti, però Chite. è una produzione que merita ser registrada. No. Que, mira que las codorniz por ahí tienen su buena producción de huevos. Usted piensa que su sí, no hay vetasse fet Faraò. Però ben che è caduto il nome. Guarda se dopo che la gente attacca scutelle per a fare, Avete un allevamento di Faraò. non sa mai. Taglia che adesso occuperei di qualcosa, ben. Il 30%. Cosa la carne? Come l'ho già detto, è postura quasi nera, magra, come si dice. Carne magra. Se ha ancora meno grassa che il polastro. Meno grasa che il pollo tiene il Faraò? Sì. Guardati. Ha ricche in proteine e il sapore è è un sapore intenso, diciamo. Intenso. Che sarebbe più o meno tra mesi il polastro e il birro. El birro. Tra mesi il medio y el pollo. Y el pollo. Así que tiene menos grasa que el pollo. Y tiene un poquito más fuerte, digamos así, que el pollo normal, que va entre el pollo y el pavo, ahí en la metà. E come un cheat culp, diciamo, per lei, a salvare. Así que un poco Salvaje. Así que un poquito salvaje. Una friggina lì per mes, polastro, birro e un pochettino salvare. Mica sono un po' sofisti, diciamo, apparai, in felo due volte. Se si gusta e niente scritto. No. Niente scritto. Hacer un Faraò para per spanta fe la cose para en la peila con le patate lo che belesini te chiamamo los guiso Guiso, per lei sarebbe la mia forma. Se los dische co asado, arrostas per co mangiese. Però se uno la fa per lei alla casarola, mi idea che è ancora meglio. Però dice che per lo scofela per lei alla gria perché dice che mantiene l'umidità la carne. Alle poi una carne che secca tanto. Lo che se, mentre fa la cosa ancora un po' che picca il polastro. Un po' più, diciamo, picten. Guarda che il polastro, mentre fa le cose bene, che sta sì, la Faraò ancora un po' che picca. Nunca digo que
perché come l'ena canca dà poca grasa, diciamo per poca quantità di grasa, tanto meno che la gallina, per fare la cosa dentro la gria serviva pa perché sortria secca, diciamo per Mico pensavo, dice che no, che la carne alla più di umidità che il pulà. alla poca grasa ma mantiene l'umidità. Guardati, E dice che con il gusto che l'altra sarvai, in poca pulastra, in poca biruca, mascia lì, Sì. dice che hai fatto manca tanti condimenti. Así que un po' che salma che pega, Ti mangi un piatto di faraone, alla il gusto e il sapore da un piatto di casa, di caseria. il caseria, ti dico con le frittette, antir da proprio per poi abbiamo una ricetta lì, Se vede, se vede. una ricetta perché lo so sì, a pasa más belecienta le para la fare. Dale una receta con farauna, con huevo de farauna, pasa nomás acá en Ale para la fare. Ma non va a cercarla, non va a trovarla, non va a cercare, para che non va a dare la ricetta con Deo et faraù. E in aie, per roba salà o una torta? Quale che vede? Io cita perché il tempo... Torta le picchiorte. Le picchiorte. Come è de gallinas de Guinea con huevo e faraone. Cioè, Come per gli ingredienti? dai, Ses e faraone. 250 gramos de farina. 250 gramos. Sabemos ya que los gramos en piemontés salen gramos, este malo. 250 gramos de farina, 150 gramos de zucchero, 100 gramos de burro, fundida. Una cucharadita de fermento, la levadura, como dicemos noi, en pudre, levadura en polvo. Una cucharadita la scorza, la pelle d'un limone gratà, una cucharada de vainilla e el sucre glass, la impalpable, el sucre velo, se llama en italiano, per decorare. bien. ¿Esto para hacerlo a la Castilla o...? No, la gente sicuramente la capì. Te piemontesi. Come con la forma de preparar, Dai. instrucción. Prima tocca precadente, prescaudet, in forno a 180 gradi. Bien. Dopo sbitte io faraone en tentasun gros. E ti aggiuntes la farina, el sucre, el burro già fondù, el fermento, la gratà dalla pelle di limone e la vainilla. E venta mesce bin fin tanto sia morbido, suave, come una mezcla suave, che sia bien morbida. Con el horno a 180 grados. Già lì, scaudato, contento. Tu che diventa mescia lì, in una forma, in molde, come diciamo noi, per una torta, una tortilla, diventa un po' grassa, ingrassello un po'. E dopo lo butti al forno per 35-40 minuti. Fin tanto che sia dura la torta, i fum le sangue quanto le Se butto il cutello para il cutello, la spesa che lascia certe da dentro al forno, ti sbagli e spara. No. Una volta che la sgavara dal forno, la lascias stelle che si sfreida e la decores con el sucre glass o sucre velo, come si chiama in italiano. Che cambia a naie, diciamo parai da felo con Deo normal a felo con Deo et faraun, diciamo parai. Mi diría que tutto il procedimento fuego è quasi niente, ma di scala un altro sapore, un sapore un po' diverso, intenso, più forte. E hai da come dite, un'altaria, Alta con. cremosa di scastà, Cremosa sale. cremosa. Así que bueno, en la estuvimos hablando un poquito de esta bercheta, este animalito del campo que tanta gente tenía. Rara vez se veían en el pueblo por lo bulliciosa que era. Las gallinas de Guinea, por ahí llamada faraón porque la tenían los faraones, como símbolo de realeza, de estatus. Así que
muy importante porque son unas depredadoras de todas las que son las pestes, de las garrapatas, las hormigas, escarabajos, todo lo que es malo, digamos así, para la huerta, para el patio, para la curt, más que importante. Y después, bueno, dimos algunas propiedades. El huevo, como dijimos recién, terminamos de nombrarlo, para la dieta de veganos y vegetarianos, muy importante por el aporte de calcio y proteínas, Pablito. Sì, e è tante tante robe da mangiare sì, in Argentina, ma in Europa, in Spagna, venda más cerca, la gente más cerca. Las informese, pero cerca. Agradecerle a toda la gente que nos sigue en nuestra programación de Ale Pará y la Fare, que comparten nuestra publicación, que comentan nuestra publicación y que nos siguen. Ese día sarà fin a nostra programazione, Paolin. Perché poi il 2 cupe setteria, sarà fino a che non torna sì a battere il tacón. Ben preparati. Fino alla settimana che viene. Fino alla settimana che viene a tutti. Ciao, ciao, ciao. Auspician Ale Paré la Fare, Riboiro SRL, El Seibo Librería y Juguetería, Organización 25 de Mayo, Cooperativa Agrícola Ganadera y de Consumo Freire Limitada, Comuna de Colonia Anita, Comuna de Colonia Iturraspe. Acompañan esta transmisión Canal 6 Cooperativo Freire, FM 100.1 de Freire, Radio Impacto FM 98.7 de Porteña, Radio Colonia de Colonia Marina, Canal Cooperativo de Alicia. Ma noi su ma